Buonasera Nord-Est da Micaela Faggiani. Questa sera ci farà compagnia Don Edmondo Lanciarotta, referente per la Commissione Scuola della CET, la Conferenza Episcopale del Triveneto, e direttore della Pastorale Scolastica Universitaria della Diocesi di Treviso. Grazie di essere qui con noi per parlare di un problema decisamente attuale, lo vedremo anche nel nostro primo piano, sia il problema delle scuole paritarie, soprattutto ovviamente dei finanziamenti che sono stati ristretti, se così si può dire. Sì. Questo è l'argomento. Quindi l'aspetto particolare è che da dimensione regionale non parliamo dell'aspetto statale e dell'aspetto comunale, ma quello che attiene alla regione, in particolare Regione Veneto, ecco che il bilancio è in fase di discussione in questi giorni. C'è stata il taglio, ecco, considerevole di alcune voci che attengono prevalentemente alla scuola paritaria per quanto riguarda la primaria e poi la primo grado, secondo grado, la secondaria, primo grado, secondo grado, e per quanto riguarda anche la formazione professionale. Ecco, per questo aspetto le scuole dell'infanzia non vengono toccate, quindi possiamo dire i tagli sono considerevoli. Per quanto riguarda la formazione professionale si passa da 55 a 50 milioni di euro in meno, e per quanto riguarda tutta la scuola primaria, secondaria, primo e secondo grado, da 9 milioni e mezzo a 5 milioni. Questo è un taglio considerevole e viene ad intaccare la legge del buono scuola, che è sempre stata dal 2000 fondamentale per la Regione Veneto. Una volta che si è instaurato appunto il regime della parità con la legge nazionale del numero 62 del 2000, la Regione Veneto subito ha fatto il buono scuola, e questa è stata una grande conquista. Il taglio, quasi metà per cento, mette in grandi difficoltà tutto il sistema paritario delle scuole per quanto riguarda la parità. Questo aspetto non tocca, questi tagli per il momento non toccano le scuole dell'infanzia, anche se per le scuole dell'infanzia e per tutto il sistema paritario c'è sempre la questione della parità ancora che non si è realizzata dal punto di vista economico e finanziario, e quindi allora la nostra presentazione è che non è solamente una questione puramente economico-finanziaria, anche se questa è fondamentale, ma è una questione politica e culturale della esistenza o meno della parità dentro il nostro sistema scolastico veneto. Allora, entreremo poi nel vivo della questione. Prima vediamo quali sono le notizie di cronaca della giornata realizzate in collaborazione con Anela Matiuzzo. I carabinieri di Mestre hanno arrestato un veneziano accusato di aver compiuto il 19 gennaio scorso una rapina ai danni del negozio Oro Trade di Chirignago. Si tratta di un 49enne residente nel Noalese con numerosi precedenti. L'uomo è stato riconosciuto dalla dipendente dell'oreficeria, che era stata chiusa nel bagno prima della fuga del rapinatore. Sulla base della descrizione fatta dalla vittima, i militari hanno indirizzato le indagini sul Noalese, già conosciuto alle forze dell'ordine e che assomigliava molto all'identikit. I carabinieri hanno raccolto elementi di responsabilità dell'uomo, tra l'altro riconosciuto dalla commessa, che sono stati determinanti per l'emissione di un provvedimento restrittivo. Ritrovato nella notte il corpo privo di vita della 33enne di Valdobbiadene, che domenica pomeriggio si era allontanata da casa senza più dare notizie di sé. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri alla base di un ex ospedale, ora presidio sociosanitario dello stesso comune. L'ipotesi presa in considerazione dagli investigatori è che la donna si sia tolta la vita gettandosi dal terzo piano dello stabile. 4 persone arrestate per l'ipotesi di reato di sfruttamento della prostituzione all'interno di un locale notturno di Trieste, il Crystal, situato nella zona delle Rive. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Federico Frezza, è condotta dai carabinieri. In manette sono finiti 2 cittadini marocchini e un italiano, soci della International SAS di Terzo di Aquileia, proprietaria del locale, e un banconiere residente a Udine. Uno dei titolari è stato anche denunciato per violazione della normativa sugli stupefacenti, perché trovato in possesso di cocaina e marijuana.
È passato con il semaforo rosso, ma è stato arrestato non per la violazione al codice della strada, ma perché trovato in possesso di droga. Così una banale violazione stradale è stata fatale per un 32enne di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma domiciliato a Padova. L'auto su cui viaggiava con 2 amici non si è fermata al segnale di semaforo rosso. I carabinieri di Padova hanno notato la manovra e hanno raggiunto la vettura per contestare l'infrazione al conducente. Ma i 2 passeggeri sono scesi velocemente, mentre il conducente ha buttato via qualche cosa gettandolo sotto la vettura. A quel punto i carabinieri hanno fatto risalire tutti in auto recuperando quanto finito sotto la macchina, e si trattava di 2 involucri contenenti cocaina per oltre mezzo etto. 2 vicentini di Longare e di Vicenza sono stati arrestati dai carabinieri di San Donà di Piave per porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione. I 2 sono stati fermati per un controllo dai militari all'uscita del casello della A4 a Noventa di Piave. Sotto il sedile anteriore del passeggero è stato trovato un borsello contenente una beretta modello 34 calibro 9 corto e una scatola con 44 cartucce. I 2 uomini sono stati quindi condotti in caserma, ma nella casa di uno dei 2 è stata trovata un'altra pistola, una Smith & Wesson calibro 44. Il revolver e altro materiale trovato in casa proviene da un furto commesso il 18 gennaio scorso in un'abitazione di Nanto nel Vicentino. Per provare lo sballo, alcuni minorenni veronesi comperavano prodotti per odorare gli ambienti e poi li fumavano. Lo ha scoperto la squadra mobile di Verona monitorando sul territorio il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope. A mettere sulla pista giusta i poliziotti alcuni minorenni che hanno indicato in uno smart shop di Lonigo, specializzato nella vendita di prodotti per la casa come deodoranti, il centro dove acquistare le bustine Smart Drugs che contengono gli stessi principi attivi dei cannabinoidi. Il titolare del negozio, un milanese residente a Lonigo, è stato denunciato. E in chiusura la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato ad un cittadino uruguaiano giunto all'aeroporto di Tessera 9 panetti di cocaina per un peso complessivo di 1,860 kg. Lo straniero, un 28enne giunto da un volo da Montevideo via Madrid, è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. E torniamo al fatto del giorno, alla questione delle scuole paritarie. Lo facciamo con il nostro primo piano. Iniziamo da Padova, dove ieri i genitori e i gestori delle scuole materne paritarie della città si sono recati in Consiglio Comunale per portare avanti assieme all'amministrazione la loro protesta. Oggi gli stessi rappresentanti della FISM del Veneto e del Comitato Genitori e Gestori delle Scuole di Infanzia Paritarie del Veneto hanno incontrato anche la 5ª commissione del Consiglio regionale. Servizio. E sono di nuovo pronti a battagliare per i loro diritti e quelli dei loro figli, genitori e gestori delle scuole dell'infanzia paritarie del Veneto. L'onda di protesta è iniziata a Padova, dove ieri sera, di fronte al Consiglio Comunale, la FISM e il coordinamento dei genitori, insegnanti e gestori delle scuole pubbliche paritarie dell'infanzia hanno manifestato in merito al rinnovo della Convenzione Comunale per la categoria e in particolare sui motivi del loro malcontento verso i tagli previsti a livello nazionale e regionale. Dopo la lettera inviata a suo tempo dalla FISM al Consiglio regionale all'assessore Sernagiotto, dove si chiede sostegno e maggiore aiuto per la sopravvivenza di queste scuole, che in Italia accolgono il 70% dei bambini dai 3 ai 6 anni, ora i sostenitori delle scuole paritarie in Veneto protestano per l'imposta dell'IRAP, imposta decisa dalla regione stessa che toglierà a queste scuole 5 milioni dei 14,5 destinati annualmente alle paritarie. E chiedono senza mezze misure il raddoppio dello stanziamento regionale per il 2011, da 14,5 milioni a 30 milioni di euro, pari a 30 euro per bambino, che andrebbe a sostegno della famiglia, magari proprio esentando queste scuole dall'IRAP, facendo confluire 10 dei 70 milioni previsti in regione alla voce Identità Veneta. Ecco, noi abbiamo chiesto di essere ricevuti dal Consiglio Comunale di Padova perché abbiamo saputo che c'è stata una mozione di richiesta al Consiglio che è stata approvata, in cui per il 2011 viene garantita la cifra di 42 euro a bambino. Noi chiediamo che questo venga messo per iscritto anche per i prossimi anni nella convenzione con la federazione che unisce tutte le scuole materne dell'infanzia paritarie. Mentre lo Stato, pur diminuendo quest'anno, ci garantisce circa 52 euro a bambino,
al mese, il Comune di Padova 42 euro a bambino, la Regione ci dà teoricamente 14,5 euro al mese a bambino, ma di fatto poi ce ne toglie 5 perché ci fa pagare l'IRAP, che come voi sapete è l'imposta sulle attività produttive. Non credo che una scuola dell'infanzia paritaria che vive di sostegno delle famiglie e finisce quasi sempre in rosso il suo bilancio ogni anno possa dirsi attività produttiva. Quindi quello che proponiamo al Comune è di sommarsi a noi nel chiedere alla Regione di essere attenta a questa grossa fascia del 70% delle famiglie e dei bambini dai 3 ai 6 anni. Il tutto guardando sempre i numeri a fronte di un risparmio allo Stato di 520 milioni di euro che rendono ogni anno le scuole paritarie, scuole pubbliche a tutti gli effetti, scuole di qualità dove oltretutto il personale viene pagato il 20% in meno. La lotta dunque diventa una lotta per il diritto allo studio, per la libertà e la giustizia a favore delle famiglie venete e italiane. E a partire da un'ingiustizia che subiamo, e cioè il fatto che le famiglie di ciascun bambino paghino sia attraverso le tasse sia attraverso le rette 12.000 euro in più rispetto a una famiglia che manda il proprio bambino alla scuola statale. E poi i gestori che a fronte di un servizio che fanno alla comunità accumulano debiti che poi le comunità parrocchiali eccetera devono ripianare. È un discorso di equità portato avanti che intende promuovere e valorizzare le qualità del territorio, che invece la politica attualmente sta penalizzando. Questa è un po' la situazione delle scuole paritarie, le scuole di infanzia paritarie. E abbiamo al telefono con noi Carlo Alberto Tesserin, membro della quinta commissione consiliare in Regione del Veneto. Buonasera intanto. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille, ha sentito un po' la questione è calda, quella delle scuole paritarie, in particolare dell'infanzia, ma qui abbiamo anche Don Edmondo Lanciarotta, si parlava appunto della questione generale delle scuole paritarie, una questione più culturale, oltre che economica naturalmente. La Regione come sta prendendo in carico questo problema, come se ne sta occupando? Ma diciamo che come Regione del Veneto abbiamo sempre ritenuto di condividere le cose che io ho appena ascoltato e dette da voi. Crediamo nella libertà della scelta che la famiglia può fare per i propri figli e riteniamo che sia carico pubblico far sì che questa parità sia riscontrabile nelle azioni. Ci troviamo in questa situazione di questo bilancio in condizioni ancora più difficili di quanto non ci trovavamo negli anni passati. Difatti abbiamo un taglio di circa 500 milioni di euro da parte dello Stato nei confronti del Veneto, importo sul quale stiamo ancora per alcuni aspetti ragionando, per altri aspetti litigando con Roma, cercando di migliorare quella che è la situazione. Oggettivamente sono state fatte delle scelte perché i tagli invece che essere indistinti abbiano una minor pesantezza per la sanità che rimane esclusa, per il sociale che viene penalizzato solo in minima parte, per la formazione professionale e per il lavoro. Gli altri comparti, anche quello economico-produttivo, se togliamo il discorso della incentivazione della ricerca e all'innovazione, sono purtroppo con minori risorse di quanto non avevamo negli anni scorsi. Sono rimasti il sostentamento per l'operazione che abbiamo fatto da primi in Italia per il discorso della scuola paritaria nella sua interezza. Rimane più forte il problema per le scuole materne, quelle di cui sentivo in questo momento in particolare parlare, certo. Ecco, io credo che noi abbiamo un obiettivo immediato, che è quello che non potremo riconoscere l'importo degli anni scorsi all'interno di questa approvazione di bilancio. Sappiamo come le condizioni siano pesanti e sappiamo che stiamo discutendo a Roma perché il nostro bilancio possa essere meno penalizzato di quanto non lo sia oggi. E contiamo che questo avvenga abbastanza rapidamente per poter dare le certezze che servono agli operatori, sapendo che noi nei confronti di questa scuola siamo fortemente a debito e riconosciamo non solo il valore essenziale, ma anche il valore
di trasferire alle famiglie attraverso i ragazzi che frequentano la scuola una capacità di affrontare i primi anni di apprendimento con un'ottica di vera attenzione ai valori della realtà del nostro mondo. Perfetto, noi siamo convinti di questo. Perfetto, allora noi la ringraziamo, naturalmente è un buon lavoro, visto che insomma di cose da fare ce ne sono decisamente molte. Grazie mille, intanto e buona serata. Allora, abbiamo sentito, tagli ce ne sono, anche la Regione dice lo Stato ci dà sempre meno soldi e noi dobbiamo fare i conti e la coperta come al solito non si può allargare. Sì, appunto, gli incontri che abbiamo messo in atto per sensibilizzare l'opinione pubblica, per dialogare con gli enti e l'amministrazione pubblica, la Regione in particolare, ecco, sono finalizzati anche a far crescere nella consapevolezza che certo se mettiamo tutte le esigenze sullo stesso piano, anche noi ci presentiamo come un ente insieme a tanti altri enti, come una realtà insieme a tante altre realtà che domanda, ecco, di essere aiutata, sostenuta. E questo nella coperta corta e le cose non funzionano. Occorre qui fare un salto di qualità e quindi noi non crediamo di porre questo come un bene pubblico, un bene collettivo per la società del territorio veneto e quindi un invito alla collettività, all'opinione pubblica e quindi anche alla parte politica la responsabilità di fare delle scelte, dove si investe. E quindi se vogliamo aprire realmente un dialogo alle belle parole di Tesselin che condivido e che condividiamo e che effettivamente anche il dialogo può continuare, deve continuare, ecco, chiedo appunto che si venga fatta una priorità e la priorità è una scelta politica che la politica, la vera arte politica ha la capacità di mettere in atto e quindi seriamente allora anche l'educazione non può essere secondaria. E la formazione non può essere secondaria. Se poi questi sono anche guadagni, perché il costo, è stato detto, è un guadagno che viene fatto e che la Regione Veneto in rapporto anche alla situazione nazionale presenta un modello totalmente inedito, non possiamo smantellare questo modello e quindi dobbiamo creare le condizioni affinché permanga e quindi qua occorre veramente una scelta politica e quindi che viene a essere conseguenziale a una presa di coscienza sul bene che abbiamo davanti. Ecco, questo lo approfondiremo tra poco perché appunto è in previsione anche un incontro che noi riprenderemo appunto con le nostre telecamere, ne parleremo tra pochissimo perché prima vogliamo continuare a parlare di scuola con un'altra scelta, quella dell'ora di religione, lo vediamo in Diocesi Informa. Ho scelto. Ho scelto. Ho scelto. Ho scelto. Ho scelto. Ho scelto l'ora di religione perché in classe abbiamo la possibilità di confrontarci meglio ed esprimere il proprio parere senza il timore di essere criticati. Perché mi aiuta a capire qual è il mio ruolo nel mondo. Ho scelto di pensare con la mia testa. Ho scelto perché mi stavano stretti i vestiti che mi cuciono addosso. Ho scelto di non bere tutto quello che mi dicono. Ho scelto di abbattere i muri che ci dividono. Ho scelto di vederti più chiaro. Loro hanno scelto l'ora di religione per poter scegliere nella vita. E tu cosa scegli? Questi ragazzi hanno scelto la possibilità di fare a scuola un'ora di religione e di confrontarsi in questo modo su valori e su sensibilità che costituiscono la base di ogni virtuosa convivenza civile. Scelta consapevole ed espressamente indicata nel momento in cui si inizia un nuovo ciclo scolastico dalle elementari alle superiori. L'ora di religione è oggi seguita nella diocesi di Padova dall'88% dei ragazzi, a prescindere dalla loro fede. Una scelta che la diocesi ha voluto tradurre anche in uno spot già disponibile sul sito dell'ufficio scolastico e da qui su YouTube, un modo nuovo per raccontare un'opportunità che i ragazzi sembrano condividere sempre di più. Significa avvalersi di un'opportunità,
di prendere consapevolezza critica della propria identità religiosa, tanto più se in un contesto, come sempre più oggi è nelle scuole, un contesto pluralistico. Quando la mia identità religiosa di cattolico più o meno frequentante, ma comunque forse neppure battezzato, però vivo in un contesto cattolico, mi porto addosso un poco questa identità, no? Che è erede di una storia, va bene? Ecco, quando questa mia identità si confronta anche con altre identità di altre religioni e culture, ecco, io sono stimolato a conoscere meglio ciò che mi identifica e magari a conoscere meglio le identità altrui. Un'agorà in cui far crescere dunque la parte più nobile del confronto tra identità all'ora di religione ed un'occasione importante per conoscere il mondo da un angolo visuale che si rivela molto originale proprio nella sua capacità di starci profondamente dentro. Certo, è una grandissima opportunità per questi ragazzi mettersi in gioco, parlare dei loro problemi, pensare anche a come proiettarsi nella vita complessa dei nostri giorni. Credo che oggi i ragazzi manchino di valori di riferimento, non sono io a dirlo, lo dicono gli studiosi eccetera, e quindi il cercare insieme dei valori su cui pensare, su cui esercitare la propria riflessione, penso che sia una grandissima opportunità. L'ora di religione ha questa peculiarità. Ecco, a proposito di scelte si parlava appunto di una cultura, di una consapevolezza, è importante quindi che si parli di questo problema, che si parli dell'importanza, tra virgolette, delle scuole, e anche in questo so che voi state organizzando comunque degli incontri, tra l'altro anche in regione, che la data non è ancora fissata, sì, ma presto ci sarà, e tra l'altro possiamo anticiparlo, il 30 di gennaio, se non sbaglio, alle ore 21 su Telechiara manderemo in onda proprio un incontro di questo genere. È lunedì 31. 31, sì, lunedì 31, grazie alla vostra disponibilità appunto, perché è un lavoro, è una sfida questa, che crediamo che la Chiesa attraverso le scuole paritarie, che non sono scuole confessionali, che non sono scuole private, che sono scuole pubbliche, che fanno un servizio pubblico per il bene pubblico, quante volte ce lo siamo detti, ecco, noi crediamo fermamente che il servizio che offre attraverso le scuole paritarie è un servizio a tutto il sistema scolastico veneto e nazionale, e quindi la parità è un pilastro assieme all'autonomia che costituisce il bene della struttura, dell'organizzazione, dell'educazione, della formazione, dell'istruzione delle giovani generazioni, e quindi attraverso questa scuola paritaria si realizza il pluralismo, si realizza la libertà di scelta, si realizza anche la competitività tra le scuole, si realizza l'anima dell'autonomia, si realizza il bene della sussidiarietà. Ecco, questa struttura che il modello veneto presenta, ecco, per fare un esempio, ecco, anche negli altri stati, per esempio negli Stati Uniti, si sta avviando a sistemare, organizzare il processo e l'organizzazione formativa attraverso questo sistema della sussidiarietà che noi abbiamo e che per motivi puramente economici, ma specialmente culturali, rischiamo di smantellare. Allora, attraverso questi incontri, attraverso la sensibilizzazione, attraverso l'impegno dell'informazione dell'opinione pubblica, cerchiamo di far capire che qui è una battaglia, ne va di mezzo il futuro, non solamente le giovani generazioni, ne va di mezzo anche lo spirito della solidarietà, ne va di mezzo il bene reale del nostro territorio. Questo è importante. Adesso spazio per un attimo al nostro pubblico e privato. Si svolgerà domani sera, mercoledì 26 febbraio alle 20:45 presso il patronato della Sacra Famiglia Padova il convegno Accogliere il lutto e continuare assieme, che sarà solo l'inizio di una serie di iniziative di confronto e autoaiuto per persone che hanno perso delle persone care. L'iniziativa porta alla firma di un'associazione nata su ricordo di una giovane donna e mamma padovana. Il servizio. Valentina Penello era una giovane mamma scomparsa nel 2009 vittima di un tumore maligno. È sul suo ricordo e sulla spinta del marito e degli amici che è nata un'associazione che porta il suo nome, la stessa che ora propone una serie di incontri e gruppi di auto o mutuo aiuto proprio per aiutare i familiari a gestire il dolore della scomparsa e l'assenza della persona cara.
Per presentare questa iniziativa hanno organizzato anche un convegno dal titolo Accogliere il lutto e continuare assieme. L'idea infatti è quella di mettere attorno allo stesso tavolo del convegno e successivamente di far lavorare assieme psicologi, psicoterapeuti e familiari tramite appunto alcuni gruppi di auto o mutuo aiuto aiutati anche dalle istituzioni come l'ULSS 16 di Padova. Questo è il caso esemplare di un'associazione che lavora in complementarietà con l'ente pubblico, quindi con un raccordo pubblico-privato molto forte e anche importante rivolto alla persona e anche alla sua famiglia. Non dobbiamo dimenticare che chi vive con il dolore, chi vive con il disagio di un paziente che spesse volte è destinato a finire il suo tempo molto prima delle altre persone perché è affetto da malattie incurabili, questo provoca un fortissimo disagio, specie nelle famiglie. Il fatto di avere una persona vicina che lo aiuti, lo sostenga, è estremamente importante perché significa farsi carico di una parte dei problemi, rendersi vicino alle persone, condividere con loro il dolore. Troppo spesso, infatti, chi si trova ad affrontare un lutto si sente solo e difficilmente trova chi lo aiuta, prima ad accettare e quindi a superare la mancanza della persona cara. L'associazione Valentina Penello Onlus invita proprio a questo, ad uscire dal proprio isolamento confrontando le diverse esperienze vissuti relativi al lutto. L'associazione promuove varie iniziative e abbiamo un grandissimo obiettivo che è quello di costituire e di costruire un nuovo hospice per malati terminali e di realizzare dei servizi di assistenza professionale. Questo dunque è un ulteriore passo che sta facendo la giovane associazione padovana, partita inizialmente con l'idea di sostenere i malati oncologici e i loro familiari con servizi di assistenza residenziale, momenti di incontro e confronto, corsi sulla prevenzione e terapia e sostegno alla ricerca. Il lutto viene sempre considerato, soprattutto nella società attuale, qualcosa da chiudere, da dimenticare, da denegare. In realtà il lutto è una parte importante del tessuto narrativo della vita di una persona e di una famiglia. È una tappa critica, nel senso che taglia proprio il percorso di vita, ma attraverso questa ferita poi si deve cercare di andare a ricostruire una continuità che sarà diversa rispetto al ripristino ex quo ante. Spesso si pensa che elaborare un lutto significhi chiudere il dolore, chiudere l'esperienza. In realtà è il contrario, il lavoro psicologico su un lutto è il tentativo di riaprire qualcosa di diverso, non di chiudere ma di aprire prospettive diverse per le persone sopravviventi che devono continuare a costruirsi una narrazione. Ecco, ritorniamo alla nostra questione, quella appunto delle scuole paritarie, scuole pubbliche a tutti gli effetti. Quali saranno le prossime mosse, come vi muoverete, come bisogna ancora continuare a battagliare, tra virgolette? Ecco, di tenere alta l'attenzione, di essere critici nella realtà, di creare un tessuto comunitario, di lavorare a più livelli e a più anche ambiti, a livello comunale, a livello regionale, a livello anche nazionale, creare le condizioni perché effettivamente l'opinione pubblica riconosca la bontà e la positività di queste realtà, di queste scuole, superare i pregiudizi che ancora ci sono, perché ancora ritengono che queste scuole sono scuole dei ricchi, ma se le scuole per poi poter vivere sono costrette ad aumentare i prezzi, eccetera, effettivamente questo diventerà ancora di più. Ecco, creare le condizioni perché a tutti sia data la possibilità della scelta e quindi fare in modo che sempre di più il bene di questa scuola che è nata in un territorio e che ha una lunga storia di patrimonio, di sapienza, di competenza, di professionalità, sia riconosciuta dal territorio stesso come un soggetto che interloquisce e che si pone a strumento per l'educazione delle giovani generazioni. E quindi è una battaglia, è una lotta, è anche una sfida e all'interno anche di quello che è l'impegno dei vescovi per il prossimo decennio appunto sull'educazione, sarebbe veramente drammatico che in questo impegno della Chiesa verso lanciata per l'educazione, le scuole, che sono strumento specifico di educazione attraverso la cultura, siano smantellate e vengono meno. Allora quindi è una maggiore responsabilità anche da parte delle comunità cristiane a riscoprire in esse uno strumento prezioso di evangelizzazione, di cultura, appunto in nome del Vangelo, a servizio di ogni uomo e di tutti gli uomini, di ogni mentalità, di ogni cultura. E all'interno di questo che si inserisce anche, come abbiamo visto,
visto anche la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione e tante altre, perché sono modalità attraverso le quali l'uomo trova nella Chiesa chi lo accoglie, chi trova anche nelle scuole cattoliche, scuole paritarie, coloro che lo accolgono perché possa fare un percorso di gioia, di serenità, di felicità che noi auguriamo attraverso le scuole possano trovare questo strumento. Benissimo, quindi se volete saperne di più e per sentire appunto tutte le voci rispetto a questa problematica, lunedì prossimo alle 21 su Telechiara ci sarà proprio una diretta da Treviso in cui verranno approfondite un po' di cose. Intanto ringraziamo Don Edmondo, grazie e buon lavoro perché ce n'è assolutamente bisogno. Noi ci fermiamo qui, ci rivediamo domani, sempre con Buonasera Nord-Est. Grazie dell'attenzione, arrivederci.